Ziani Piu, un vero atto di fede che va avanti da 40 anni, detando e ritmando i balli bellissimi della città capoluogo della baronia di Siniscola. Giovanni, sei riposato? Oh, abbastanza? Abbiamo ancora dei balli, non abbiamo finito, la strada è molto e tantissima ce n'è da fare, come il secondo ballo del gruppo folk Ziani Piu, Sistella. La storia si ripete, dov'è Marcello? Vieni qua Marcellino bello. Intanto vi faccio gli auguri per questo 40° anniversario di fondazione. Vedo tra le altre cose facce nuove e questo fa molto piacere. Evidentemente il folklore, la cultura legata al ballo, al suono e agli abiti della tradizione ancora a Siniscola esiste. È così, vero? Un applauso a Giovanni Magrini, grazie. E anche a Francesco questa sera ha sopportato tutti noi, quelli della vecchia gloria. Noi stasera siamo un po' pochi
perché abbiamo una parte di gente che purtroppo lavora, purtroppo non è giusto dirlo, meno male lavora. Quindi vogliamo ringraziare gli amici del gruppo Folk Sant'Uiacu, speriamo di ritrovarci al ventennale, al trentennale, ai 50 anni se Dio vuole. Ringraziamo tutta l'amministrazione comunale anche di Rosei, tutti gli amici che abbiamo, perché noi siamo all'Accana, siamo a Curz, cioè noi siamo il confine tra la bassa e l'alta baronia. Quindi ringrazio tutti, a Kentannos che salute, grazie, vi salutiamo con un ballo antico in uscita. Grazie di nuovo a tutti, a Kentannos. Grazie a voi Marcello, grazie a questo meraviglioso gruppo che porta il nome di uno storico suonatore di organetto di Siniscola. Giovanni Magrini, gruppo Folk Ziani Più, e andiamo avanti. Conservare le ceneri, ma tenere sempre viva veramente la fiamma dell'identità. Adesso piano piano ci avviciniamo al vostro coinvolgimento, e cioè attraverso il ballo da piazza. La signora mi ha guardato, sì, ma io come faccio a ballare? Voi non preoccupatevi, ci saranno dei ballerini e delle ballerine che vi prenderanno e vi accompagneranno al ballo. Calma, lo dirò io. Adesso andiamo avanti. Un po' di musicalità accesa, anche questa mai spenta, le Lauredas che stasera sono presenti, l'armonica bocca, la chitarra, la voce, ovvero i Giuntos. Mi fate un applauso per questo quartetto che si organizza. Angelo, Giacomo, Pierpaolo e Salvatore. Eccoli qua. È un progetto che prende corpo e vive già da qualche anno, all'interno della quale trova posto appunto questi strumenti che sono la chitarra, donataci circa 3 secoli fa dagli spagnoli, diciamo così, la voce è sadrunfa, che i siciliani chiamano lo scacciapensieri, però la variante siciliana è un po' più grande della nostra, più la voce, poi un grande maestro che suona un po' tutto, polistrumentista a tutto tondo con le lauretas, cacciapensieri, armonica a bocca, chi più ne ha più ne mette. C'è poi Gian Giacomo con questi suoi attrezzi costruiti ad arte, più il tamburo che fa parte della tradizione di Orosei perché arriva da secoli lontanissimi. E adesso vi lascio con loro, li ascoltiamo. Se volete creare un ballo
fatelo pure e coinvolgete i tanti amici che di ballo sardo proprio non ne hanno mai visto l'impronta attraverso i loro passi. Però noi stasera qualcosina ve la insegniamo. Juntos, mi fate un applauso a loro. È arrivata Maria e mi raccomanda di fare una pubblicità ad un evento, anche questo che è entrato un po' nella storia della nostra tradizione folclorica, cioè il gioco della morra. 23 luglio, se non avete altro da fare, ma qua ci sono i festeggiamenti in onore di San Giacomo, presso il santuario San Matteo di Lula c'è questa gara regionale di morra, quindi se volete passare qualche ora anche all'affresco del santuario di San Matteo fatelo pure. Quindi 23 luglio, gara della morra. Maria, ti ho accontentato, paga 200 euro. Va bene, Gian Giacomo, 200 vanno bene. Grazie, dai, a voi Juntos.